Quarta corsa, premio Pianeta Bianconero. È una condizionata per 4 anni, non vincitori di 27.000 euro in carriera. Sono in 6 dietro l'autostart con l'1 Apesan Marco Stefani, 2 Ancora tu Vincenzo Piscoglio, 3 A Testa Alta Da Francesco Pettinari, 4 Alleluia LZ Agnello Vitagliano, 5 Arnica Holz Davide Di Stefano, 6 Atos dei Greppi Nicola Salacone. Non è a rete Atos dei Greppi. Parte piano anche Alleluia LZ. Stacco della macchina, veloce, Apesan al pari di Arnica Holz che sorprende tutti. Davide Di Stefano si installa al comando davanti ad Apesan, Ancora tu. Accenna a parcheggiare terza ma vuole anticipare probabilmente l'avversaria che è a Testa Alta Da, che è in terza ruota. 200 metri in 14,7, probabilmente vuole andare a chiedere strada a Vincenzo Piscoglio con la fila di Nadal Shiba. Lo fa e lo ottiene dopo 400 metri, quindi Ancora tu in vantaggio su Arnica Holz Apesan a Testa Alta Da, che ora deve ripiegare in quarta posizione per non farla tutta di fuori scoperto. Poi vediamo Alleluia LZ e Atos dei Greppi a chiudere il gruppetto in fila indiana. 44,4 i 600, siamo al passaggio davanti alle tribune, ha preso una decina di metri di vantaggio. Ancora tu a Arnica Holz, Apesan a Testa Alta Da, accenna a muovere dalle retrovie Atos dei Greppi con Nicola Salacone. Intanto il giro in 59,1, 14,7 qui davanti alle tribune. Mantiene ritmo alto Vincenzo Piscoglio con l'allieva di Andrea Vitagliano, la figlia di Nadal Shiba, che arriva al chilometro in 1,14,3. Numero 6 Atos Fa dei fatica Greppi, a seguire il ritmo squalificato. Arnica Holz ed è quindi a Testa Alta Da, numero che cerca 5 di Arnica Holz, rifare il gap. squalificato. In terza posizione Apesan, ma Ancora tu è ancora in netto vantaggio, 14,8 la retta di là, anzi aumenta quasi il vantaggio. Ancora tu a Testa Alta Da e Apesan cercano di ricongiungersi, ma il distacco è ancora notevole. Ultima curva passata in 15,1, si presenta in netto vantaggio Ancora tu con Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata. Ormai la lotta è solo per il secondo posto. Ancora tu viene a coronare una bella estate cesenate, mentre Apesan batte a Testa Alta Da per il secondo posto. 1,14,6 la media al chilometro per Ancora tu, la cavalla del signor Giuseppe Lancellotti, che regala il doppio a Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata. Il training è quello di Andrea Vitagliano, la quota da favorita al totalizzatore di 1,51.